Presentiamo queste finaliste in corsia 1, Angelica Piccini, Vissauro. Corsia 2, Sport Village Pesaro, campionessa italiana di categoria in lunga degli 800 stile libero, Teresa Malipiero. Corsia 3, Vittoria Urbanetto, 2001 team. Alla 4, Anna Marcotti, Gymnasium Pordenone. Corsia 5, Laura Franchin, centro nuoto Le Bandiere. In corsia 6 ritroviamo per nord-est H2O Angelica Cappelletto. Corsia 7, Matilde Modolo, Idros. Corsia 8, Elena Pavan, Zeus Lab, Montebelluna. $200 stile libero junior femmine, record del 2016, Vittoria Grotto, 2, 3 e 15. Miglior tempo in batteria, Anna Marcotti, Gymnasium Pordenone, 2,6 e 0,4 in corsia 4. Passaggio ai 50 è Matilde Modolo in corsia 7 con 29,14. Su Laura Franchin 29-21, Angelica Cappelletto 29-27. Ed eccoci alla virata di metà gara 100 metri, vediamo quella che è la situazione con atlete vicinissime, Urbanetto 1-1-18, Franchin 1-1-37, quindi la Cappelletto 1-1-39, ma poi a un centesimo dalla terza piazza la Marcotti e vicinissima anche Matilde Modolo in corsia 7, davvero le prime 5 atlete racchiuse in 36 centesimi. Vediamo se in questa parte fondamentale di gara, ovvero il terzo tratto, qualcuna prova a scappare e andare via. Corsia numero 3, sempre Vito Urbanetto, 1.33.23, Marcotti 32.00 i suoi terzi 50 metri e quindi sarà volata finale per assegnare medaglie titolo. Urbanetto alla 3, Marcotti alla 4, Franchin alla 5. Ultime bracciate per aggiudicarsi questa finale. Ed è in corsia 4 Anna Marcotti che si inserisce nel finale, quindi va a prendersi la vittoria.